Buonasera, benvenuti a Rugby House. Per la seconda volta consecutiva il Kawasaki Calvisano ferma Rovigo nella finale d'andata di Continental Shield. Seconda sconfitta consecutiva per i bersaglieri dopo il filotto tra novembre e marzo, una battuta d'arresto che fa pensare ancora ovviamente tutto l'ambiente e sul quale andremo poi a analizzare insieme ai nostri ospiti quanto è successo, quanto potrà succedere, perché alla fine fra 2 giorni ricomincia il top 12, le ultime 3 sfide intervallate con la finale di ritorno sempre con il Calvisano il 20 di aprile. Ma voglio presentarvi i nostri ospiti di oggi, il preparatore fisico della Fenice Z Rugby Rovigo Delta, Colin Allen, benvenuto. Aspetta, Colin, microfono quando parli. Ok, allora rifaccio l'entrata di cosa? Il preparatore fisico della Fenice Z Rugby Rovigo Delta, Colin Allen, benvenuto Colin. Buonasera, grazie. E dal Gazzettino, ben trovato, Paolo Romagnolo. Ciao Andrea, grazie dell'invito, un saluto a tutti i tifosi. Allora Colin, diciamolo subito, tu sei il preparatore della squadra, ma in realtà hai un passato da rugbista professionale, nel senso hai giocato a Northampton, hai giocato con i Wasps, per cui non parli tanto di rugby, ma ne sai molto di rugby. Sì, se vuoi dirlo così, sì. Nel senso, giocavo a scuola, poi anche poi giocando per la nazionale under 20 emergenti Scozzese, come ho detto. Scozzese, poi anche avendo buoni allenatori tipo Ian McGeechan, Frank Haden, l'amico di Umberto, si impara. Sull'amico di Umberto è una battuta, ovviamente. Sì. Ecco, spieghiamo, dobbiamo spiegarla. Questa è un'ironia sottile, tipicamente britannica. Praticamente Frank Haden era dentro la commissione che ha giudicato Umberto a Parigi sulla questione quella ben saputa. Beh, comunque, Colin, il match di sabato scorso con il Calvisano, il tuo punto di vista? Allora, loro fisicamente hanno vinto la partita là, è molto difficile giocare qualsiasi modo di gioco, in inglese si dice sul back foot, quindi senza go forward. Indietreggiando praticamente. Sì, senza un po' di momentum, è difficilissimo. In particolare quando si vuole giocare largo, quindi se si perde l'impatto o non hai buoni palloni dal touch o dal mischia, è difficilissimo giocare largo, diciamo, fare un gioco piacevole come vogliamo giocare noi. Sì. Quindi per te la chiave è proprio sugli impatti, le collisioni, non trovare mai l'avanzamento o difficilmente trovarli con dei palloni di non grande qualità che sono usciti da mischia e touch. Paolo, il tuo punto di vista? Bella domanda. Diciamo che la partita, l'andata di Coppa ha confermato e un po' amplificato quello che si era visto nella partita di top 12. E sono d'accordo con Colin nei punti di incontro e proprio negli impatti che Rovigo, diciamo, non ha retto il confronto con il Calvisano. E poi col passare dei minuti, perché in entrambe le partite, bene o male, nella prima ora di gioco Rovigo è stato in piena partita. Poi a metà della ripresa, forse, come ha detto qualcuno, è subentrato un po' di frustrazione nel non riuscire a sviluppare il gioco che Rovigo ha impostato durante tutta questa stagione, e lì Calvisano ha trovato la breccia per creare il gap di punti e poi mettere in cassaforte la vittoria. Ecco Colin, Paolo solleva un punto interessante, il fattore ultimi 15 minuti, perché noi al 65esimo siamo 13-15 se non ricordo male, poi gli ultimi minuti sono fatali per diciamo quello che è il finale del match. È un problema. Allora, Paolo ha detto la frustrazione del non poter giocare il nostro gioco. Da un punto di vista fisico, che è un altro dubbio che è uscito, come stanno i ragazzi?
Sì, allora dal punto di vista mio siamo in un buon posto. I vari test che facciamo durante l'anno, la maggioranza dei ragazzi hanno migliorato, se non molto, quindi almeno meno un po', e anche fino un paio di settimane fa abbiamo rifatto uno dei test e alcuni sono venuti molto bene. Una delle cose del rugby è che è molto più stancante perdere rispetto a vincere, e forse anche non era il nostro vantaggio giocare così tante partite non proprio tosto, nel senso Fiamme e Ore sono venuti qua, aspettavo di più personalmente. I medici là, anche di là, non c'era molto sfida a livello fisico, quindi un altro tipo di fitness praticamente, di essere battuto, come diciamo in inglese, sat on your backside, e poi alzarti e poi andare di nuovo. Quindi una buona lezione di imparare nell'ultimo paio di settimane e non dover impararli più in avanti. Ecco, questa può essere definita, Paolo, probabilmente diciamo, una fase, un momento in cui viene richiesta grande maturità a tutto il movimento rugbyistico rodigino, dalla società alla squadra, agli allenatori, ai tifosi. Insomma, un momento in cui dici: non è così tutto bello, non sono tutte rose e fiori, c'è ancora, per essere competitivi ed avere diciamo, aumentare le chance di portare a casa il titolo, c'è ancora uno scalino da fare, ed è proprio questo scalino, no, che ci ha messo in discussione Calvisano, che ci ha proposto Calvisano, che tutto il movimento insieme probabilmente deve battere. Cosa ne pensi? Sì, innanzitutto va detto che comunque queste due sconfitte non hanno compromesso nulla, perché Rovigo è praticamente già nei playoff e non sarà facile recuperare 16 punti al Calvisano nella partita del ritorno, però come dicevi tu si serve uno scatto, e probabilmente la preoccupazione che si è generata con queste due partite è tanto più ampia quanto più lunga è stata la striscia di successi che ha portato Rovigo a questa situazione. Rovigo veniva lanciatissimo da 15 vittorie tra Coppa e campionato, ricoperto di complimenti per il gioco, noi per primi insomma abbiamo fatto il nostro, e probabilmente proprio questa fiducia che aveva acquisito Calvisano ha reso questa battuta di arresto così preoccupante, e adesso sarà complicato insomma riprendere il bandolo della matassa, però ci sono tutti i margini insomma per farlo, e sono convinto insomma che si riuscirà. Cadono a proposito queste tre partite ultime di regular season, diventano fondamentali insomma per rimettersi in carreggiata in vista del ritorno della Continental Shield e dei playoff soprattutto. Ecco, Colin, in questa fase in cui Rovigo deve scoprire un nuovo Rovigo capace di affrontare anche squadre più importanti rispetto a quelle che nominavi tutte, quindi un nuovo Rovigo capace anche di rispondere a quella che è stata la capacità del Calvisano di metterci in difficoltà. Serve molta calma, molta tranquillità, molta serenità da parte di tutti. Tu sei già stato Rovigo un po' di... Sì, un po' con Gianfranco Beda. Certo, con Gianfri sei stato 2009-2010, credo sì, con Umberto ancora, sì, quindi sì, era 2009-2010. Sai che la piazza, insomma questa città non ha nella serenità e nella calma la sua massima qualità, però noto che c'è molta confidenza lo stesso anche dopo queste due sconfitte, o è una sensazione mia? All'interno dello staff c'è molta tranquillità e serenità. Sì, allora dalla parte mia sono molto tranquillo, quindi i ragazzi devono continuare a lavorare bene, seguire il piano che Umberto e Chino hanno messo in campo e il lavoro che facciamo in palestra. Loro devono continuare
a cercare di fare tutto quello che loro devono fare rispetto al loro recupero, alimentazione, sonno, quindi devono continuare a seguire i processi e non preoccuparsi troppo con risultati, i risultati, questo, quello, si può controllare solo ciò che è in mano tua. Esatto, esatto. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della partita finale d'andata di Continental Shield contro il Kawasaki Calvisano, poi rientriamo perché fra 2 giorni al Battaglini arriva il Viadana di Pippo Frati. Benvenuti al Summit di Calvisano, finale d'andata al Continental Shield 2018-2019, la sfida, manco dirlo, FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Kawasaki Calvisano, con Calvisano che schiera Vanzil estremo, le ali sono Balocchi e Susio, i centri Pescetto e Enrico Lucchin, Bordoli e Semenzato, la mediana numero 8 Vunisa, Archetti, Drilic, le terze linee, le seconde sono Venditi, Archetti, Andreotti, scusate capitano, Gavrilita a destra, Brarda a sinistra, Manfredi in mezzo alla prima linea. Cosa non facile, vista anche le defezioni, i tanti infortuni. Intanto Chillon in fila l'H, per cui andiamo ad annotare immediatamente quelle che... Intanto Pescetto va a trovare 3 punti, più importante che se qui parliamo di Coppa Europa. Vediamo Pescetto cosa dice. Dice che ha voglia di metterla dentro. Mediano, o l'occorrenza primo centro genovese. L'intensità sembra buona, l'altezza anche, direzione pure. Soprattutto in fase di difesa e di contest. Archetti, o meglio, stavolta tutto a posto, tutto bene. Parte Rovigo pericoloso, Thor Alvorsen, va Thor Alvorsen, la meta di Thor Alvorsen, riesce a far breccia la FMCZ Rugby Rovigo Delta proprio nel lato in cui ci sarebbe dovuto essere Balocchi. Chillon, non semplice questa trasformazione, sembra ben indirizzato l'ovale. Bandierine su Rovigo -2 al 38esimo, diciamo l'anno scorso. Parte Pescetto, più di 40 metri per lui, sembra ben indirizzato. In realtà no. Allo scadere del primo tempo, vediamo Pescetto, la sua esecuzione sulle bandierine, per cui 15-10. Riesce a mantenere il possesso in qualche maniera, Vian Vunisa lo francobolla e lo abbatte. Thor Alvorsen, probabilmente il migliore giocatore rosso-blu in campo in questo momento, con Chillon Hunter come primo ricevitore. Va a sfidare il connazionale Bordoli. Chillon, oh, altro placcaggio durissimo su Edo Lubian da parte di Van Furen. E qua stavolta c'è un altro sealing off. Il pallone a traiettoria, l'intensità sulle bandierine. Brugnara, Momberg ed Amico. Casilio, Pescetto, Bordoli, Balocchi, anzi Vanzir, scusate. Il passaggio per Bordoli ancora, riesce a seminare un giocatore rosso-blu, ancora l'argentino, tutto facile, arriva alla meta del Calvisano. Al 66esimo, una piega giallo-nera alla contesa, vediamo Pescetto. Arrivano i 2 punti aggiuntivi. Momberg, bravo d'amico a tenere vivo questo pallone. Van Furen gli si para davanti, però mantiene il possesso. Brugnara, Majstorovic riceve da Mantelli, la cacciata Calvina, il turnover, Bordoli, Martani, messo giù da Cioffi, Coffi, Andreotti, deve ritornare Susio, Momberg, ancora Calvisano, il cross kick di Pescetto, sembra buona la copertura e questo forse è un placcaggio alto su, o meglio è un placcaggio in volo su il numero 11 Visentin. Balocchi prende il possesso di questo pallone, poi va a schiacciare in meta, sebbene sia in 14. Vediamo Pescetto dalla piazzola, mi sembra buona, si alzano le bandierine, il lancio è buono su Niber, non contende Calvisano e Calvisano fa quello che Rovigo ha fatto praticamente a Rovigo, non contende, c'è un muro, finisce qui il match con la vittoria del Calvisano 29-13, il ritorno il 20 aprile e per Rovigo sarà una sfida durissima.
Bentornati in seconda parte di Rugby House, qui con Colin Allan e Paolo Romagnolo. Paolo, allora parlavamo prima degli highlights che abbiamo rivisto insieme. Rovigo che è stato in partita fino al 65esimo, un Rovigo che nonostante non abbia espresso il suo gioco comunque era lì. È un buon segno, bisogna capire cosa succede poi nel secondo tempo. Io sono convinto che, come diceva Colin prima, dal punto di vista atletico la squadra non sta male, sta pagando però il fatto che la rosa è un po' corta e ci sono dei giocatori, poi me lo confermerà lui che lo saprà meglio di tutti, che forse hanno bisogno di un po' di riposo. Forse è lì la chiave di quel calo a cui abbiamo assistito in queste ultime due partite nel secondo tempo. Purtroppo le forze sono queste, adesso so che c'è anche un ragazzo dell'Under 18 che si è unito al gruppo e soprattutto sui tre quarti dove c'è un pochettino un problema di rosa corta e speriamo insomma che certo. chi sta facendo gli straordinari regga ancora. Colin, chi è pronto al rientro? Da oggi direi Odiette, ma poi c'è il discorso se Utilizzarlo non so, meno. vogliamo utilizzarlo questo weekend. Delle altre non c'è nessuno credo questa settimana. Ma Umberto sui giornali, forse sul Gazzettino, ha detto che non sarà difficile recuperare tutti gli altri giocatori che abbiamo fuori. Confermi che è così difficile? Cioè Angelini... Prima di quando? Di playoff magari? Ma Angelini non credo. Non no. credo. Vanica sappiamo di più domani. Caderini spero che la settimana prossima lui è pronto. Francesco Modena, vediamo, anche lui forse fra un paio di settimane comincia a fare contatto con tutta la squadra. Chi altro? Poi Piero Dominguez. Piero Dominguez, vediamo come va, lui è un po' un caso un po' particolare. Quindi. Matteo Canali? Channels, anche lui sappiamo di più domani, Channels, sì. Quindi insomma non è lunghissimo Matteo come infortunio? Spero di no. Ok, perfetto. Allora Paolo, c'è il Viadana che ci viene a trovare sabato, un Viadana battuto all'andata, un Viadana che non ha nulla da perdere, nel senso che il proprio campionato l'ha fatto, Viadana con tanti ex, con l'allenatore che è stato qui 3 anni, con il nostro ex capitano che è Edoardo Ruffolo, tanti altri giocatori che hanno vestito il rosso-blu e penso che all'interno di una stagione che forse non ha dato grande soddisfazione al popolo mantovano, lo sgambetto qui al Battaglini insomma lo stiano premeditando. Sì, penso che loro verranno qua con tanto orgoglio, soprattutto perché punti onestamente non so come potrebbero cambiare la loro stagione, sono fuori dalla lotta per i playoff, non rischiano nulla nella parte bassa della classifica, come dicevi tu verranno qua proprio con l'intenzione e con la spinta proprio dei tanti ex per cercare di cogliere un risultato di prestigio. Lo sanno tutti insomma, che vincere a Rovigo insomma, arricchisce già di molto la tua stagione, a prescindere poi dal raggiungimento degli altri obiettivi che ogni società si pone. Per cui è quello l'aspetto diciamo, di rischio di questa partita secondo me. Rovigo penso che debba affrontarla pensando soprattutto a se stesso, a ritrovare quel gioco che nelle ultime 2 partite non abbiamo visto e prepararsi appunto ad affrontare una squadra che complici tanti ex saprà insomma come venire a giocare in questo stadio e come affrontare una partita del genere. Ecco, Colin, tu parlavi di quanto sia importante per un giocatore mantenere il focus sul proprio processo di crescita, no? È ovvio che
diciamo, è obiettivamente non semplice in questo momento raggiungere il primo posto in classifica, non sarà molto facile, per cui c'è anche la possibilità di gestire un po' di più i giocatori, non c'è più questa, non dico pressione, però questa assillo, no, di arrivare primi in classifica a tutti i costi, c'è la possibilità di gestire un po' di più i giocatori. È una cosa che avete in mente? Tanto arrivare secondi o arrivare terzi non cambierebbe tantissimo, o l'obiettivo è sempre quello di vincere ogni partita a prescindere? Per me niente cambia, nel senso abbiamo programmato... Avete i programmi di 5 settimane, 5 settimane, 6 settimane? O è Umberto che fa i programmi di diamo ai ragazzi programmi di fra 4 e 6 settimane. Le settimane erano già fatto qualche settimana fa con il riposo e il recupero già programmato. Quindi a questo punto quello rimane uguale e l'obiettivo è sempre seguire il processo delle settimane, seguire il piano del gioco al weekend, quindi dal punto di vista mio non cambia niente. Tu sei uno che non parla molto, nel senso sei abbastanza taciturno, è ovvio che quando sei negli spogliatoi con Umberto, con Chino, senti i discorsi, ogni tanto dici la tua o ascolti e basta e rispetti il tuo ruolo di preparatore? In base alla tua esperienza, insomma. Sì, allora se devo dire qualcosa lo dico, però si deve stare attento che a volte ci sono tante voci, quindi meglio non fare più confusione. È meglio stare un passo indietro, insomma. Ecco, Paolo, c'è una bellissima iniziativa dei tifosi, no? Parlavamo di sanità, è una prova di maturità per tutto l'ambiente rossoblù, questo approccio ai playoff 2018-2019, soprattutto come si affronta anche questo momento, insomma, questo passaggio a vuoto. Una bellissima iniziativa del gruppo Facebook Moro Manina, che sta facendo praticamente un crowdfunding per prendere e donare i soldi della multa alla società. Cosa ne pensi? È una cosa che fa notizia e che può succedere solo in una piazza rugbistica come la nostra, come Rovigo. È sicuramente una dimostrazione di attaccamento alla squadra e di sostegno, insomma, in questo momento un po' di difficoltà. Onestamente però, se devo dire la mia, magari sì, da un lato c'è la voglia di dare un segnale e di vicinanza, insomma, alla società, che non penso abbia problemi, insomma, a pagare la multa che è stata decisa dal giudice sportivo. Dall'altro però non vorrei che ci fosse dietro anche, non so, leggevo qualche commento, una sorta di voler giustificare quello che è successo nella partita di top 12, cioè i cori, insomma, contro l'arbitro. Spero, insomma, che non sia così, spero che sia solamente un segnale, insomma, di vicinanza alla squadra, e non perché certo, si leggono delle cose, insomma, che poi possono essere condivisibili o meno, però il dire sì, io contribuisco perché voglio giustificare, insomma, quello che è successo, non mi sembra, insomma, il modo giusto di leggere questa situazione. Ecco, tra l'altro c'è chi sostiene che quei cori siano parte del nostro background, c'è chi sostiene che quei cori arrivino dai tifosi, permettetemi, della domenica, coloro che vengono solo nei grandi appuntamenti. C'è un lavoro probabilmente da fare anche da questo punto di vista, e insomma c'è questa operazione fatta da alcuni tifosi di raccolta fondi, insomma, un po' per è un segnale, un messaggio, sì, probabilmente anche di presa di responsabilità, perché tante volte qui le cose succedono e nessuno si prende mai la responsabilità, quindi sicuramente per i giornali è anche un buon modo per dare una visione dei tifosi di Rovigo un po' diversi, no? Che alcune squadre adorano i tifosi di Rovigo, altri li detestano, comunque non c'è un grande feeling, dipende un po' dai punti di vista. Colin, tu hai vinto lo scudetto col Mogliano, tra l'altro eri parte del triangolo Allan, Casellato, Properzi. Come si fa a stare in mezzo a un uomo apparentemente calmo
come Chino Properzi e ha un fuoco perennemente acceso come Umberto Casellato. Hai visto Chino in panchina la settimana scorsa? No. Però dai. No, mi piace essere il più calmo, perché nel Regno Unito di solito io sono il più pazzo, ma qua in Italia sono il più calmo. Quindi... No, è una cosa interessante, avete ricomposto praticamente lo staff del scudetto del Mogliano. Ritornare a Rovigo, parlavamo di tifosi, tu hai vissuto anche dall'altra parte, no? Quindi come vengono visti o come tu vedi i tifosi del Rovigo? Cioè, è una cosa che apprezzi tutto il rumore, tutti i cori, tutto comunque il parlare che si fa, o preferisci stare un po' più distaccato e la cosa ti interessa relativamente? No, allora mi piace un sacco come i tifosi qua a Rovigo. Quando parlo con amici all'estero dico sempre, se vogliono venire a guardare una partita qua in Italia, che Rovigo è il migliore posto di farlo, perché i tifosi qua sono più come i tifosi come a Northampton o Gloucester o questi, come si dice, tipo case di rugby che ci sono nel Regno Unito, quindi per me è veramente un piacere di lavorare per loro e mettere in campo le loro squadre. Domanda, ma a Northampton o a Gloucester si comportano così? Cioè, nel senso... Sì. Quindi... Allora qua forse è un pochino più come tifosi di calcio. Ok. Qua a Rovigo hanno a volte, come si chiama, i flares. Sì, i coriandoli, i fuochi, sì. Fuochi artificiali e varie altre cose. Ma sì, là a Northampton e Gloucester ci sono le bande, hanno i timpani. I tamburi, sì. Sì, e le canzoni. Quindi è una cosa abbastanza... Sì. E con l'arbitro, con le squadre avversarie, come si comporta? Sì, forse qua sono un po' più vocale rispetto... Sono più cantanti qua. Facciamo una cosa, andiamo a vedere i rumors che arrivano agli altri campi del top 12, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House. Ed eccoci arrivati alla resa dei conti per la salvezza. Sabato allo stadio Plebiscito si deciderà chi tra Valsugana Padova e Verona Rugby merita la permanenza in top 12 e chi invece dovrà tornare nel campionato cadetto. Promosse insieme lo scorso anno, divise da una rivalità profonda acuita dall'ultima turbolenta finale di Serie A, vinta dagli Scaligeri, e dagli accesi scontri in campionato e in Coppa di questa stagione, le due matricole venete hanno prolungato il loro braccio di ferro fino alle ultime giornate. Attualmente è il Verona ad avere un vantaggio di 4 punti sui biancazzurri patavini, che però potranno contare sul fattore campo e sulla consapevolezza che in caso di vittoria, anche mancando il sorpasso, si troverebbero vicinissimi all'obiettivo. Il calendario infatti ha riservato al Valsugana 2 ultimi impegni alla portata, sul campo di un Sandonà ormai tranquillo e senza ulteriori velleità, ed infine in casa con la Lazio fanalino di coda, che a meno di clamorose sorprese si presenterà a Padova già retrocessa. Dopo il testa a testa del Plebiscito, il Verona avrà invece una sfida impossibile con la Femici Z Rovigo e quindi, all'ultima giornata, dovrà cercare gloria sul mai facile terreno del Viadana. Insomma, vincere sabato è fondamentale per l'una quanto per l'altra. A dirla tutta, il Valsugana di Roux, Fagine e Boccalon ha un solo risultato possibile, la vittoria, comunque venga, altrimenti il distacco dai rivali diventerà quasi irrecuperabile. Verona, d'altra parte, non può permettersi la sconfitta, vista la difficoltà dei suoi ultimi impegni. I padroni di casa patavini arrivano alla sfida più importante della stagione dopo aver perso la finale di Coppa Italia, al cospetto di un Valo Rugby Emilia superiore, ma che ha dovuto soffrire per un'ora prima di prendere il largo. In casa valsugana preoccupano le condizioni del pilone sudafricano Swanepoel, uscito per infortunio sabato dopo aver subito una forte contusione al coccige. Verona ha invece potuto riposare e pensare esclusivamente a questo dentro e fuori, che terrà con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le parti. Sabato alla caserma Gelsomini arriva il Sandonà. Inutile dire che per le Fiamme Oro si tratta di una finale. 11 le lunghezze che lo dividono dal Petrarca Padova quarto, 15 i punti ancora disponibili in queste ultime 3 partite della regular season. Fondamentale quindi fare 5 punti e sperare in una sconfitta del Petrarca che incontra il Valo Rugby in trasferta, fresco campione della Coppa Italia.
Da sistemare ancora una volta per la squadra di Guidi la fase difensiva. Anche nella vittoria della scorsa settimana contro il Valo Rugby sono 26 i punti subiti dai cremisi. Fondamentale quindi ricompattarsi in fase difensiva e anche trovare una maggiore continuità nel gioco offensivo. Spesso infatti le Fiamme Oro riescono ad avere la meglio grazie al lavoro dei singoli. Ultima parte di Rugby House, fra 2 giorni tutto lo stadio Mario Battaglini per Rovigo Viadana. Giornata numero 20 del top 12, una giornata molto importante per la sfida ovviamente qui a Rovigo, ma sono 2 match, 2 sfide incrociate che potrebbero dire tanto, non solo per Rovigo ma anche per la lotta playoff, perché contemporaneamente ci sarà Valo Rugby Emilia, neo vincitrice della Coppa Italia contro il Petrarca, e poi ci sarà la sfida salvezza fra Valsugana e Verona che Rovigo affronterà fra praticamente 15 giorni, fra 10 giorni, insomma, detta come va detta. Paolo, è una sfida, è una giornata importante per questi incroci, Reggio battendo il Petrarca praticamente relegherebbe il Petrarca al 4º posto perché andrebbe avanti di 6 punti, Verona battendo Valsugana otterrebbe praticamente la salvezza matematica. È interessante sta giornata. Sì, è interessante, in chiave rodigina è interessante soprattutto la sfida tra il Valo Rugby e il Petrarca, perché si potrebbe intuire quale sarà l'avversario dei playoff, e l'altra è una sfida insomma in chiave veneta, diciamo, per la salvezza. E sì, Rovigo appunto guarderà soprattutto la sfida alla partita del Valo Rugby, considerato però anche che poi i Diavoli devono giocare anche contro il Calvisano, l'ultima di regular season. E quindi penso che indipendentemente dal risultato che verrà fuori, sì, è vero che se vince Reggio Emilia insomma è quasi fatta, è una partita di vantaggio, è quasi fatta, esatto. E dopo però appunto c'è anche la partita contro il Calvisano che potrebbe, insomma, il Calvisano l'anno scorso ha perso con la Lazio, no? Se non ricordo male, all'ultima sì, tra le ultime giornata, sì. Quindi magari è stato solo un caso, però penso che la griglia si definirà solo l'ultima giornata. Ah, tu pensi che questa non sia decisiva come giornata? Magari come dici tu, per quanto riguarda la posizione terzo o quarto posto, per quanto riguarda primo o secondo mi auguro che tutto resti in ballo fino all'ultima di regular season. Ecco Colin, c'è un ragazzo, se possiamo dire un nome, che è cresciuto particolarmente da un punto di vista fisico, nel senso che hai apprezzato molto il suo lavoro, che magari ha migliorato tantissimo con il tuo supporto ovviamente? Sì, c'è Julien Nibert, che il primo giorno di pre-stagione, devo dire la verità, non sapevo cosa faceva all'allenamento, ha smesso durante uno dei test, ma ha perso durante l'arco dell'anno. Lui ha lavorato molto bene in palestra, ha imparato come sollevare i pesi molto bene, ha perso attorno a 45 mm nel plicco, ha migliorato moltissimo con il bronco, i test di resistenza che facciamo. Quindi lui è uno che non è l'unico, ma lui è uno che ha migliorato moltissimo quest'anno, sì, dal punto di vista quando era luglio che abbiamo partito, sì. Ecco, quando si arriva in una squadra nuova, che c'è un lavoro precedente di un altro tuo collega, quanto è difficile prendere in mano, diciamo, il progetto, magari con giocatori abituati a un altro sistema di lavoro, o far capire che la tua linea è quella che dovrebbero seguire? È un'imposizione, come dire, adesso qui decido io, tu la devi seguire, o cerchi di far capire un po' di più ai giocatori quanto sia giusto quello che proponi? Allora, a livello del lavoro fisico, per me è sempre meglio partire con una linea di guida abbastanza stretto, diciamo. E poi piano mollarlo, allargarlo, e poi con altre cose forse
con l'alimentazione, robe come il sonno, il recupero, quello più un progetto più lungo termine, e quindi si deve prendere un approccio un po' più soft, più didattica. Quindi c'è quasi tipo due approcci, no? C'è l'approccio hard e l'approccio soft, dipende da quello che stai cercando di insegnare. Quindi da un punto di vista proprio di fisico, di preparazione fisica, la palestra piuttosto che in campo, le guidelines sono quelle e bisogna seguirle, sì, e non si discute. Sul resto cerchi un po' di essere un po' più tollerante. Sì. Sento che nomini spesso il sonno. Anche io ero curioso. Cioè, nel senso, adesso noi insomma, tendiamo questa vita stressante a dormire poco, ma quanto importante è? È fondamentale. Nel senso, se tu vuoi migliorare la tua qualità di vita, vuoi migliorarlo più velocemente possibile e più economicamente, senza, non so, pagare per il personal trainer o comprare, fare una dieta proteico che costa molto. Imparare come dormire meglio è la punta di partenza. Ah, è il primo step. Sì. E quanto più dormi, cioè cos'è che suggerisci? Quindi per le persone normali, diciamo, se turno 7-8 ore. Per questi ragazzi forse anche di più, forse puoi arrivare a turno 9 ore. Sono come i bambini, devono dormire come i bambini. Il coprifuoco, e non solo dal punto di vista del sonno. Sì. Anche per altro. Sì. E, tra l'altro c'è un foglio che ho visto negli spogliatoi in cui tu facevi un po' di domande del tipo bevi mezzo litro d'acqua quando ti svegli, bevi non so 5 litri, tra i 5 e 6 litri, cioè nel senso con questa sorta di vademecum insomma hai dato loro un input quotidiano nel cercare di migliorare le loro standard di vita, no? Sì, esatto, loro per quelli che scelgono di farlo possono capire praticamente subito dove sono il loro punto di debolezza e punto di forza rispetto alle loro prestazioni fisico e il loro recupero, quindi è un buono stimolo, un buon modo, sì, no? per testarsi. Tra l'altro tu sei tornato a Rovigo, dicevamo, dopo 9 anni, ma l'anno scorso lavoravi in un club inglese. Sì, allora gli ultimi 2 anni lavoravo a Londra, facevo personal trainer a Londra e poi anche ero il capo allenatore dell'Under 18 a London Scottish. London Scottish Academy, sì. Ah, quindi comunque continuavi a abitare in Italia e facevi su e giù o restavi a Londra? No, facevo su e giù a Londra, quindi ogni weekend o ogni 2 settimane tornerei qua. Quindi facevi il capo allenatore dell'Under 18 dei London Scottish? Sì. Quindi è vero, la prima domanda che ti ho detto, sì. Tu sei, perché hai anche un livello come coach quindi? Sì. Ecco, quindi sei tutto, insomma, fai il preparatore, quindi converrebbe prendere solo te, fai tutto tu, no? Allora Paolo, una stagione che sta volgendo pian piano nell'ultima parte, grosse sorprese, a parte il Vallo Rugby Emilia e la delusione Fiamme Oro non ce ne sono state, nel senso che la Lazio che ancora prova a sperare nel ripristino della classifica originaria pre diciamo, penalizzazione, sì, crede ancora un po' nella salvezza, almeno dai rumors che ci giungono da Roma. In realtà però si sapeva che sarebbe andato a finire così. Quante stagioni è che si è salvata la Lazio? Ci sembrava spacciata in partenza e questa sembra invece la stagione giusta, insomma, giusta. Purtroppo per loro, insomma, per la retrocessione. Meglio per le squadre venete perché vuol dire che almeno una delle 2 neopromosse si salverà. La sorpresa, come dicevi tu, è indubbiamente il Vallo Rugby. Bisognerà vedere se il raggiungimento dei playoff verrà visto dal Vallo Rugby già come un traguardo quello, oppure se romperanno le scatole a qualcuno nelle 2 partite di semifinale. La tua sensazione qual è?
Difficile dirlo, però magari loro potrebbero anche affrontare i playoff con convinzione, però poi inconsciamente potrebbero già considerarsi arrivati. Leggevo una statistica sul Valo Rugby, Colin, che hanno dei minutaggi, almeno 7-8 giocatori hanno dei minutaggi oltre i 1700 minuti. Per cui loro con il Rovigo sono tra le pochissime squadre che non si sono rinforzate a gennaio, durante il mercato invernale. Assolutamente, assolutamente. Tu, Colin, se dovessi scegliere, chi vorresti in semifinale? A me non so, non mi interessa tanto, perché si deve vincere 3 partite, no? Quindi è così. Se devi vincere devi battere tutti, no? Si deve battere tutti, quindi... Sì. Ok. Allora, siamo giunti al termine di questa puntata di Rugby House. Fra 2 giorni Rovigo Viadana con lo stadio Mario Battaglini a sostenere ovviamente il processo, visto che abbiamo preso questo termine da Colin oggi, verso i playoff e verso un maggio ricco di soddisfazioni. Grazie Colin per essere stato con noi. Grazie. Paolo, quando vuoi siamo qui. Grazie, un saluto a tutti. E ci vediamo sabato sempre qui al Battaglini per tifare Rovigo. Buonanotte.